La 21esima giornata di promozione offre la partita tra la Sestese, reduce dallo stellare 6-2 contro il finale, successo rotondo anche per il Camporosso che vince lo scontro diretto. I padroni di casa continuano a inseguire la vetta, 6 punti di distacco dal San Francesco Olano, mentre gli ospiti lottano con il coltello tra i denti per riuscire a trovare la zona salvezza. Il primo possesso Camporosso non è perfetto e rischiano qualcosina, non rischiano invece nulla sul tiro debole centrale di Carabini in presa facile per Fenna. Al 23esimo Mamone prova a cogliere di sorpresa l'estremo difensore, ma quest'ultimo è attento e devia in angolo. Al minuto 25 si sblocca il match, complice un appoggio di testa sbagliato di Zanetti su cui si avventa Zito, si invola verso la porta, sul suo tiro tocca Cannavò ma non basta per evitare la rete che vale lo 0-1 per il Camporosso, colpisce Francesco Zito. Timida reazione da parte della Sestese con Chiarabini che libera il destro ma non trova lo specchio della porta. 10 minuti più tardi accade un episodio dubbio in area Camporosso per possibile tocco col braccio e rivediamo le immagini a rallenti per valutare al meglio la decisione dell'arbitro. Allo scadere della prima frazione la Sestese prova a portare la partita in pareggio con svariati tentativi ma la difesa ospite respinge gli attacchi verdestellati e chiude questo primo tempo in vantaggio. Nel secondo dobbiamo aspettare il minuto 68 quando Calvini calcia dalla tre quarti ma Cannavò è vigile e dice no al numero 8 ospite. È ancora Camporosso ed ancora Cannavò a respingere il tiro corso insidioso da parte di Tofanica. Sul capovolgimento di fronte combinano bene Camera e Ballestrino, il neoentrato calcia e giro ben oltre lo specchio, buona l'intenzione, meno l'esecuzione. Ci prova ancora il bomber dalla Sestese che si ritrova davanti a Fenna ma anche in questo caso cestina l'occasione. Dalla sua posizione Sighieri calcia a giro ma la sua conclusione non crea grossi grattacapi all'estremo difensore. Un'ottima chance viene creata da Mirialdo che scarica una bordata in porta ma Fenna para prontamente un tiro non facile. Nei minuti finali la Sestese perde Davide Sighieri per doppia munizione dopo attimi di nervosismo. Nel frattempo la sua squadra tenta l'ultimo assalto ma sull'incornata di Ballestrino Fenna compie un intervento a dir poco prodigioso salvando miracolosamente 3 punti provvidenziali. Terminerà con il risultato di 0-1, dunque la Sestese imbattuta in casa crolla contro un compatto Camporosso il quale dimostra di avere fame e tanta voglia di salvarsi.